benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Marsala, 15 anni di carcere ad Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello che curava Messina Denaro sotto falso nome, sapendo che era ricercato come uno dei capi di Cosa Nostra. Palermo, dopo la retata di ieri con 50 arresti, smantellate piazze di spaccio sempre più invasive. In quartieri come Brancaccio e Sperone la droga si vende H24, anche su Telegram. Intanto si diffondono sempre nuove droghe sintetiche. Il Vax, detto il miele dello sballo, dilaga anche in Sicilia. Dopo i primi sequestri a Catania e a Trapani, lo stupefacente sintetico ad altissima potenza si diffonde nelle piazze di spaccio e il farmacologo avvisa effetti devastanti. A Saponara, nel Messinese, un murales ricorda oggi Graziella Campagna, la 17enne uccisa dalla mafia 40 anni fa perché nella lavanderia dove lavorava aveva scoperto che un cliente, l'ingegner Cannata, era in realtà un pericoloso latitante di Cosa Nostra. Un imbianchino di Pedara, nel Catanese, ha molestato una giovane cliente durante i lavori di tinteggiatura in casa. Dopo la denuncia della vittima andrà a processo per violenza sessuale. Il Sicilia Express raddoppia. Il treno contro il caro voli per il Natale nella nostra regione aumenta il numero delle corse. 2 le date per l'andata da Torino, il 20 e il 27 dicembre verso Siracusa e Palermo. 2 per il ritorno, il 5 e il 10 gennaio del 2026. Biglietti in vendita online. La Sicilia dà il suo contributo al riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'UNESCO, dagli anelletti alla palermitana, alla pasta alla norma, arancini, pane e panelle e così via, le specialità della nostra tradizione apprezzate sempre di più dai turisti stranieri e all'estero. Calcio, il Catania verso Potenza, i rossazzurri recuperano qualche interprete di Tacchio, Pieraccini e Donnarumma su tutti. I lucani perdono invece qualche protagonista. Bentrovati. Dunque a Marsala condannato a 15 anni il medico di Messina Denaro Alfonso Tumbarello. Al momento sono 13 i fiancheggiatori più vicini al defunto boss già in carcere, ma le indagini sulla rete di complicità che ha protetto per 30 anni il capomafia continuano. Laura Spanò. Curò il latitante Matteo Messina Denaro. Il Tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di reclusione Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara, accusato di avere fornito falsi certificati e coperture sanitarie che avrebbero permesso a Matteo Messina Denaro di curarsi sotto falsa identità mentre era ricercato come capo di Cosa Nostra. Il PM Gianluca De Leo, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto per Tumbarello 18 anni. Per l'accusa, Tumbarello avrebbe agevolato il boss nel suo percorso di cure oncologiche grazie alla complicità del geometra Andrea Bonafede, già condannato, che gli ha fornito il profilo sanitario consentendo al latitante di accedere a visite, terapie e farmaci. Per garantirgli le cure mediche per il tumore al colon di cui il boss soffriva, Tumbarello ha firmato 95 ricette per i farmaci e 42 analisi per un totale di 137 prescrizioni. I certificati medici erano a nome di Bonafede Andrea. Per il PM il medico però sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni erano per il boss. La condanna conferma l'impianto accusatorio della procura. Ora si attendono le motivazioni della sentenza che verranno depositate entro i canonici 90 giorni e che spiegheranno nel dettaglio gli elementi che hanno portato alla quantificazione della pena. La vicenda giudiziaria però non si chiude. Ci sono altre posizioni, altri procedimenti, altri filoni investigativi aperti ed ancora si continua a indagare per delineare la rete di complicità che ha protetto per 30 anni Matteo Messina Denaro. Con Tumbarello salgono a 13 fiancheggiatori condannati, ma nel registro degli indagati rimangono ancora alcuni medici e non solo. Estorsioni e droga continuano a essere le fonti principali di guadagno della mafia. La conferma dall'operazione di ieri a Palermo con 50 arresti. In quartieri come Brancaccio e Sperone si spaccia H24 anche su Telegram. Marco Gullà.
Il pizzo per controllare il territorio e dare un sostegno alle famiglie dei carcerati. La droga, invece, come principale canale finanziario. Lo spaccato che emerge dall'operazione di ieri a Palermo consegna una Cosa Nostra che cambia abito, ma non le sue radici. Lo spaccio di droga avviene adesso anche tramite Telegram, ordinazioni online di cocaina, hashish e crack, consegna a domicilio, anche a casa. Le centrali dello spaccio sono ancora Brancaccio e Sperone. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, sullo spaccio nel capoluogo ha detto: a questi giovani mancano alternative, concetto che ribadisce anche il parroco dello Sperone. Questi giovani che usciti dalla scuola a 15, 16, 17 anni massimo, e già è tardi molte volte in questi quartieri, poi non riescono a trovare comunque uno sbocco lavorativo giusto, corretto, e si rivolgono a questi mercati paralleli di morte che diventano un supermercato a cielo aperto dove io alla fine sono impiegato, non capiscono il senso del danno, del male che fanno. Loro pensano: se non te lo compri da me te lo compri da un altro, allora meglio che guadagno io e non che guadagna quello accanto a me. L'operazione di ieri inoltre ha confermato che il pizzo viene pagato ancora da tantissimi commercianti. Un altro dato significativo e che deve far riflettere è che nessuno ha denunciato. Intanto arrivano nuove droghe. Il Vax, detto il miele dello sballo, dilaga anche in Sicilia. Dopo i primi sequestri a Catania e a Trapani, lo stupefacente sintetico, che è ad altissima potenza, si diffonde nelle piazze un po' dappertutto nella nostra regione. Il farmacologo avverte: gli effetti cognitivi sono devastanti. Roberta Lunghi. Il miele dello sballo, la chiamano così nelle piazze di spaccio, una sostanza giallastra, appiccicosa, capace di sprigionare effetti assai dannosi. È il Vax, la nuova droga sintetica che negli ultimi mesi ha invaso la Sicilia. Parliamo di un estratto ad alto concentrato di THC, un estratto di cannabis che, detto in modo semplice, ha un tale elevato contenuto di THC, si arriva dal 70 all'80%, per capirci siamo 5 volte, 6 volte più alti dell'olio di hashish. Da febbraio 2024, quando i carabinieri di Catania hanno messo le mani su 100 grammi di questa resina altamente concentrata, è stata un'escalation tra operazioni di polizia, guardia di finanza, carabinieri, tra Catania, Trapani e altre province. Sono state sequestrate dosi spesso nascoste in bustine termosaldate, barattolini e piccoli contenitori difficili da individuare. La sostanza è ricercatissima. La diffusione del Vax è legata anche a una nuova tecnica di consumo che si chiama dabbing, in cui si riscalda questo concentrato su una superficie metallica molto calda e poi si inala il vapore attraverso pipe speciali o vaporizzatori, cioè in alternativa al fumo. Una fumata può costare fino a 100 euro al grammo, devastanti gli effetti. Ci sono dei rischi di effetti tossici non solo sul polmone, ma ovviamente sul sistema nervoso centrale, con effetti psicotropi anche ancora sconosciuti, cioè non solo i sintomi psicotici, ma questo è il problema della tossicità cognitiva, del danno cognitivo permanente. I sequestri aumentano e il Vax diventa il nuovo fronte, forse il più insidioso, nella lotta contro le droghe sintetiche in Sicilia. 40 anni fa l'uccisione per mano della mafia della 17enne Graziella Campagna, vittima innocente, assassinata per aver riconosciuto l'identità di un latitante. La sua storia è diventata un esempio anche in una fiction TV. Oggi a Saponara, che è il suo paese d'origine nel Messinese, è stato inaugurato un murales che la ricorda. Guardiamolo con Francesco Triolo. 40 anni con Graziella, 40 anni con la sua storia, la sua giovane vita strappata al futuro, 2 giorni per ricordare l'allora 17enne che fu uccisa dalla mafia per nascondere la presenza a Villafranca di un latitante, Alberto Gerlandi Jr., morto qualche giorno fa. Tanti ragazzi, tanti studenti insieme all'istituzione, al corteo a Saponara che ha anticipato l'inaugurazione di un murales realizzato da Andrea Sposari sulla parete della biblioteca comunale, proprio accanto al pino piantato 40 anni fa proprio per Graziella. Abbiamo voluto chiamare questa giornata 40 anni con Graziella. Proprio la parola "con" vuol dire che Graziella oggi è tra noi, perché ricordare è importante, soprattutto per la piccola Graziella. Dico piccola perché negli anni 80 una ragazza di 17 anni era definita una bambina. La memoria di Graziella, è stato detto durante la cerimonia, deve essere accompagnata dall'impegno per non rendere vana la sua morte e quella di tante altre vittime innocenti della mafia.
Noi dobbiamo trasmettere ai ragazzi, proprio noi lo abbiamo fatto col cuore, di trasformare quel dolore, o meglio di cercare di trasformarlo in impegno. E lo facciamo con dedizione tutti i giorni, rilasciando ai nostri giovani, che sono il futuro, ma che sono il presente, ma saranno anche il futuro. E perciò un futuro pieno di legalità, perché non dimentichiamo mai che è la cultura a sconfiggere la mafia, come diceva Borsellino, come diceva Falcone. È una grande mano d'aiuto, gliela dobbiamo dare anche noi, mostrando responsabilità e memoria anche per chi non c'è più, nei confronti di tutti questi ragazzi. Un bianchino di Pedara, nel Catanese, ha molestato la sua giovane cliente durante i lavori di tinteggiatura in un appartamento. Dopo la denuncia della vittima andrà a processo per violenza sessuale. Giusy Lazzaro. I lavori di tinteggiatura erano diventati un incubo. Una giovane donna di Catania dà l'incarico ad un imbianchino di Pedara che conosceva per aver chiamato in altre occasioni a casa sua. Non si aspettava certo di ricevere le sue moleste attenzioni quando gli aveva fatto rilevare qualche imperfezione e si è abbassata per indicargli il punto preciso. Tanto è bastato all'imbianchino che ha fatto prima la mano morta e poi ha cominciato ad accarezzarle la schiena. La donna, sotto shock, si è allontanata dalla stanza, ma l'imbianchino l'ha seguita costringendola a subire abusi sessuali. Prima le ha sciolto i capelli raccolti con un elastico e poi le ha tolto il vestito. I fatti risalgono al 27 agosto dell'anno scorso. Una storia finita male per l'uomo, denunciato dalla vittima, che adesso deve rispondere di violenza sessuale. Oggi per lui il rinvio a giudizio, il processo inizierà ad ottobre dell'anno prossimo. E nel frattempo il molestatore si sarebbe pentito. In una lettera di scuse inviata al legale della donna ha confessato la sua responsabilità con un senso di colpa e di vergogna, chiedendole perdono. Nessuna somma può risarcire la vittima di un abuso sessuale, di una violenza sessuale. Abbiamo rifiutato e non abbiamo voluto nessun risarcimento personale, ma abbiamo ripetuto più giusto, più corretto, una donazione da parte dell'imputato che ha ritenuto di ascoltarci in favore dell'associazione Io sono Giordana, fondata da Vera Squadrito, madre di Giordana Di Stefano, vittima di femminicidio. Ad Agrigento momenti di tensione al pronto soccorso all'ospedale San Giovanni di Dio. Un uomo fuori controllo ha aggredito personale sanitario, guardie giurate e pure i carabinieri che erano intervenuti per calmarlo. Il bilancio di 4 feriti. L'uomo è stato arrestato. Davide Sardo. Tensione altissima al pronto soccorso di Agrigento, dove un acceso momento di follia ha trasformato una normale giornata di lavoro in una scena di caos e paura. All'ospedale San Giovanni di Dio si sono vissuti attimi di grande agitazione quando un 33enne disoccupato, improvvisamente fuori controllo, ha iniziato a inveire contro il personale sanitario fino a scagliarsi fisicamente contro medici, infermieri e le guardie giurate in servizio. La situazione è rapidamente degenerata e per evitare conseguenze più gravi è stato necessario l'intervento dei carabinieri che hanno tentato di riportare la calma, trovandosi però a loro volta coinvolti nell'aggressione. Il bilancio finale è di 4 feriti, 3 militari dell'Arma e una guardia giurata, con uno dei carabinieri che ha riportato anche un trauma al setto nasale. L'uomo di Agrigento è stato bloccato e arrestato con le accuse di resistenza pubblico ufficiale, oltraggio e minacce. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato a questa escalation di violenza, mentre le indagini proseguono e il pronto soccorso torna lentamente alla normalità. Pazienti maltrattati al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I a Siracusa. Una donna ha fatto una doppia denuncia in pochi giorni nei confronti del personale di emergenza. È nativa di Priolo e lamenta di essere stata mortificata e derisa dal sanitario. L'ASPA ha chiesto scusa e ha aperto un'indagine. Intanto l'azienda sanitaria di Trapani è stata condannata a risarcire con 1.388.000 euro, 1.388.000 euro, i familiari di un uomo morto nel 2016 per una diagnosi sbagliata al pronto soccorso del Vittorio Emanuele II. Il paziente era stato rimandato a casa dopo un elettrocardiogramma che era risultato negativo.
Catania, centro storico nel caos e ostaggio dell'anarchia. Mezzi di soccorso a volte bloccati nel traffico per il carico e scarico dei furgoni, senza regole né orari. Situazione paradossale poi ai quattro canti, come ci fa vedere Tonino De Mana. Si scrive centro, si legge caos, colpa dell'inciviltà ma anche della pessima abitudine di lasciare l'auto, magari servendosi dei mezzi pubblici che poi a Catania non è che brillino per puntualità. Sta di fatto che il centro storico è in perenne sofferenza e lo shopping natalizio contribuisce a renderlo ancor più invivibile, trascinandosi anche seri problemi di ordine pubblico. Ambulanze imbottigliate nel traffico, costrette a farsi largo e a volte bloccate a causa del parcheggio selvaggio come in via Etnea e in piazza Sesigoro. Per arrivare in centro con quella confusione un'ambulanza non impiega meno di 15 minuti. È assurdo pensare che in centro storico manca la presenza di un'ambulanza. Altro nodo risolto è il carico e scarico dei mezzi che il più delle volte non rispettano gli orari. Risultato? Furgoni grandi e piccoli in divieto di sosta, sui marciapiedi e anche in doppia fila. E quando si cerca di fare rispettare le regole, in questo caso ai quattro canti e quindi all'incrocio tra le vie Etnea e Antonino di San Giuliano, accade che gli agenti della polizia municipale e anche noi diventiamo improvvisamente bersaglio delle invettive dei piazzisti. Pure io sto lavorando, loro stanno lavorando e vai oltre. Ma tu con quale diritto mi dici che non può diritto? Chi sei? Nella fattispecie, con il furgone in divieto di sosta e fermata, alcuni autisti lamentavano la scarsa tolleranza dei vigili, a nostro avviso già ampiamente tolleranti. Entra nel vivo la gara per la capitale italiana della cultura 2028 che vede Catania in lizza insieme con altre 22 città. È una giuria di 7 indipendenti, esperti che sono al lavoro a Roma e stanno valutando i progetti presentati dalle città candidate e devono scegliere le 10 finaliste che saranno poi convocate per un'audizione pubblica prima della scelta definitiva. In corsa fra le altre città, insieme con Catania, Forlì, Ancona, Benevento, Fiesole e pure Vieste. Il Sicilia Express raddoppia. Anche quest'anno, in occasione delle feste di Natale, la Regione organizza treni speciali per i siciliani di ritorno nella nostra regione per le feste. Stavolta i convogli saranno 2, 1100 i posti. Maglio Viola. 1100 posti per tornare in Sicilia con un viaggio a prezzo basso che rappresenta più un'esperienza già di vacanza. Torna il treno delle feste da e per l'isola, corse raddoppiate quest'anno per il Sicilia Express, il convoglio voluto dalla regione che consente di raggiungere l'isola durante le festività. Aumenta il numero di corse per rispondere alla crescente richiesta di viaggiatori siciliani residenti al nord. 2 le date previste per il viaggio di andata da Torino, il 20 e il 27 dicembre, 2 quelle di ritorno, il 5 e il 10 gennaio. Sui 2 treni che viaggiano verso la Sicilia ci sarà posto per 1100 passeggeri che avranno acquistato il biglietto a una tariffa compresa fra 25 e 30 euro o poco meno a partire dalle 12 di sabato 13. Il Sicilia Express prevede il trasporto da Torino alle città siciliane di destinazione. A Messina infatti il treno si divide in 2, una sezione dovrà essere diretta a Siracusa, un'altra sezione a Palermo Centrale. Il treno propone una vera e propria esperienza di viaggio. Durante il tragitto infatti i passeggeri possono godere di intrattenimento musicale dal vivo, animazione, degustazione di prodotti tipici siciliani e momenti di aggregazione. A bordo previsti fra gli altri il giovane tenore siciliano Alberto Urso, vincitore del talent show Amici, e delle lezioni masterclass legate al mondo del vino e dei dolci siciliani. Il Sicilia Express non risolve certo il problema del caro voli, con prezzi dei biglietti lievitati anche del 900% quest'anno rispetto a una normale giornata feriale, ma offre un'alternativa di viaggio sia pure a un numero limitato di persone. E continuiamo in allegria con la cucina italiana che è diventata patrimonio dell'UNESCO. È un riconoscimento che mette d'accordo tutti e la Sicilia naturalmente fa la sua parte con i piatti della nostra tradizione amati anche dai turisti stranieri e ormai conosciuti all'estero. Emanuela Corsi. Sono d'accordissimo, penso che la cucina italiana sia la migliore al mondo, non c'è da che dire. Spaghetti pomodoro beautiful. La cucina italiana, patrimonio dell'umanità, è la prima al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo il Comitato Intergovernativo dell'UNESCO che si è riunito a New Delhi, in India. Un riconoscimento che l'Italia merita tutta, no? Io forse da cuoco questa cosa la sento tantissimo. È proprio il riconoscimento alla cucina, ma allo stile proprio che ha l'italiano nel
proprio proporre la cucina nella tavola, nel modo di stare a tavola. Per il comitato la nostra cucina rappresenta una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie, ma anche un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali. L'Italia tutta che può gioire, però gioisce proprio di quella che è l'essenza proprio della cucina italiana, che ha tantissime sfaccettature regionali, addirittura io direi proprio quasi rionali, no? C'è anche un po' di Sicilia in questo prestigioso riconoscimento. La Sicilia è, credo, veramente leader tra pochi altri paesi dello street food, proprio a causa delle dominazioni che noi abbiamo avuto. Abbiamo il pane e milza, pane e pane, l'acqua, rumusa, ancella, insomma sono cose meravigliose. Gli anelletti al forno palermitani, piuttosto che i fritti, i nostri fritti, i cardi che si chiamano cardona. L'Italia meritava questo posto già da tempo, avere questo riconoscimento dell'UNESCO, come infatti io sto a casa all'UNESCO. Buon appetito a voi che ci ascoltate. Noi intanto andiamo a Comiso per un viaggio nel tempo fino a 70 milioni di anni fa per dinosauri al museo. Tra reperti rarissimi l'unico tarbosauro, si chiama così, esposto in Italia in una mostra affascinante. Veronica Barbarino. Un viaggio indietro nel tempo, fino a milioni di anni fa. Nel più grande museo civico di storia naturale del Sud Italia e della Sicilia, a Comiso si aprono le porte del mondo perduto, con dinosauri al museo. Tra uova, impronte e reperti rarissimi, il protagonista assoluto è il gigantesco Tirannosauride, l'unico tarbosauro esposto in Italia. Secondo in ordine di grandezza dopo il Tyrannosaurus Rex, che è appunto il tarbosauro. In particolare questo proviene dalla Mongolia. Ha circa 70 milioni di anni, possiamo osservarlo nella sua appunto interezza, vediamo il cranio maestoso, potente, appunto era un terribile predatore, con queste arti anteriori molto ridotti e ovviamente aveva questi arti posteriori atti alla corsa, alla deambulazione, molto imponenti. Ma non è la sola creatura del tempo. A sorvolare la sala un pterosauro con 4 metri di apertura alare. Dalle acque del Triassico invece riemerge un notosauro di 2 metri. Oltre 3.000 i reperti all'interno del museo per una mostra che unisce meraviglia e scienza, capace di far sentire tutti i bambini. Fantastica, Comiso, ma che paura! Tra poco il calcio con il Catania che recupera Pieraccini e Donnarumma in vista della gara di Potenza. State con noi, vi aspetto. Il Catania in vista di Potenza recupera giocatori importanti come Pieraccini e Donnarumma che siederanno probabilmente in panchina. I lucani perdono alcuni interpreti per infortunio. Marco Carli. Ultima trasferta dell'anno e penultima del girone di andata. Il Catania Potenza per avvicinarsi al primo traguardo, quello di chiudere in testa prima di Natale. Catania che recupera anche dei pezzi e questa è una notizia importante, a parte i lungodegenti Aloy e Cicerelli e Ierardi che si riaffaccerà in squadra nel 2026, ecco le buone nuove. Come avevamo detto già dopo l'infortunio occorso con il Picerno, Donnarumma avrebbe lavorato per recuperare per Potenza. Le notizie in tal senso sono positive, l'esterno ce la fa, così come Pieraccini in gruppo dopo aver saltato le ultime 3 gare di campionato, impiego eventualmente part-time per loro. E poi c'è Di Tacchio che rientra dalla squalifica, anche se la coppia Corbari-Quairi con il Crotone ha fatto bene e potrebbe essere confermata. Dall'altra parte c'è un Potenza altalenante in campionato ma comunque in zona playoff e reduce da 4 risultati utili consecutivi e soprattutto semifinalista di Coppa Italia dopo il successo con il Crotone. 3-1 il risultato finale con la rete di Bruschi su rigore. Lo stesso Bruschi favorisce il 2-0 con un cross preciso da destra su cui Maisto mette in rete. Poi dopo il gol di Murano che accorcia, Selle richiude il conto con una bella conclusione. I lucani però hanno perso Camigliano e soprattutto Schimmenti che vanno ad aggiungersi a Dauria, Anatriello, Castorani ed Erradi. L'allenatore De Giorgio avrà poca scelta nel 4-3-3 da opporre alla capolista che guarda in casa sua per continuare a correre. Ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie e buon pomeriggio.